È chiaro che poi ci sarà una resa dei conti sui metodi sui metodi che sono stati usati per determinare i candidati. La sua candidatura era stata tra quelle della prim'ora. Dopo aver servito i suoi concittadini come sindaco, si sentiva pronto a rappresentare i veneti a Roma. Un desiderio che si è infranto sulle caselle e sugli incastri dettati dalle alleanze Legacy, Forza Italia e Noi per l'Italia, UDC, ma anche su una lotta interna che non mancherà di lasciare qualche strascico in casa del Carroccio. Nostalgico delle preferenze, il sindaco sceriffo dell'Alta Padovana Renato Bobo Miatello. Anche il discorso dei collegi dove si può mettere 1 su 10 collegi, no, rischi il tuo culo, te lo metti lì e se sei bravo la gente ti vota, e se no vai a casa. Uno non può essere candidato su 2 collegi, 3, vai su uno, un culo, una carega. Invece ho visto che non è proprio così e mi dispiace tantissimo di questo. Da 24 ore non fa altro che rispondere a telefonate e messaggi. Qualche cittadino si è addirittura presentato al suo ufficio. Giornata amara per lui, ma anche per la Lega. Sindaci al secondo mandato, candidati con esperienza lavorativa, tra i criteri cui si rifà Miatello, lo hanno contattato in tanti: il sindaco di Tombolo, Andretta, Gerry Borato di San Martino di Lupari, Alessandro Bolis di Carmignano. Lo ha chiamato anche il presidente del Veneto, Luca Zaia. Abbiamo anche constatato che tutti i sindaci legati a Zaia sono stati sistematicamente esclusi dalle liste. Non capisco nella maniera più assoluta questa logica.